Nel campionato di promozione Girone A, nel giro di appena 3 minuti, ci sono 5 squadre che lottano per conquistare la vetta. Basta guardare l'attuale classifica generale, comandata dall'Albatros Lercara, con 2 punti di vantaggio sul trio formato da Casteltermini, Folgore e Lascari, e 3 sull'Unitas Sciacca. Il Casteltermine anticipa a sabato la trasferta di Casteldaccia. Il Lascari gioca a San Vito Lo Capo, mentre la Folgore ospita il Bagherie. L'Unità Sciacca invece duellerà fuori casa con il Partinico Audace. In questa giornata spicca anche un derby agrigentino, Camarat e Gattopardo, con quest'ultima che ha assaporato l'ebbrezza della prima vittoria stagionale con la Folgore di Castelvetrane. Per quanto riguarda l'Empedoclina, invece gioca a Villabate. In prima categoria, Gemini Atletico Favara sono all'inseguimento del capolista Atletico Gorgonia. E quando si respira in questo girone G alla sua settima giornata, che riserva un paio di derby agrigentini, Libertas Atletico Favara e Raffadali Ravanusa. Sulla carta l'impegno più agevole sembra averlo la capolista Atletico Gorgonia che ospita la gira. Ecco perché sia l'Atletico Favara che il Gemini non devono commettere passi falsi. Tutto da seguire lo scontro di Raffadali dove sarà di scena il Ravanusa. Concludiamo con il campionato di seconda categoria dove gli occhi sono puntati sul match Don Bosco Mussomele Atletico Montallegro, il cui risultato finale potrebbe incidere sull'attuale classifica. Tornano a giocare in casa il capolista Eraclea con la nuova Petilliana e l'Atletico Licata che ospita il Marianopoli. Più difficile la trasferta dell'Alessandria della Rocca sul campo di Gela e la gara interna del Muckesar che ospita la Forte Sommatinese.